Qualcuno mi vuole spiegare perché la spesa pubblica corrente di questo paese primaria è cresciuta come è cresciuta? E per cui ora ci troviamo a fare una manovra correttiva insufficiente di oltre 20-30 miliardi di euro che non basterà? Gli altri si trovano come noi, ma dopo aver fatto le misure che servivano per ripartire dopo la crisi in condizioni migliori. Poi se noi aspettiamo che riparta il resto del mondo e che quindi le nostre esportazioni e la crescita degli altri trascini anche l'Italia, non so quanto aspettiamo, perché vedete le manovre depressive le stanno facendo gli altri adesso. Adesso si entra in un momento in cui tutti hanno tirato il freno a mano e quindi questo qualche ricaduta ce l'avrà anche a livello europeo. Comunque un dato che dice tutto è l'indicatore del saldo primario della pubblica amministrazione, che è sostanzialmente il termometro dello stato di salute della finanza pubblica. È la differenza fra tutte le entrate e tutte le spese di tutte le pubbliche amministrazioni di questo paese al netto della spesa per gli interessi sul debito. Guardate, se l'Italia avesse un debito pubblico, se avessimo in questi 10 anni continuato il risanamento, avessimo un debito pubblico all'altezza degli altri paesi, noi potremmo ogni anno disporre di almeno 40-50 miliardi di euro da investire in infrastrutture, in sociale, eccetera, eccetera. Quindi il debito pubblico è un grosso problema perché in realtà non ci fa liberare risorse per fare quello che stanno facendo gli altri paesi. Ma questa responsabilità ha un nome e un cognome. 2000. Nel 2000 l'avanzo primario della pubblica amministrazione totale sono 65 miliardi e mezzo. Nel 2001 ricordo tutti che comincia il governo, riprende il comando di questo paese, il governo Berlusconi con il ministro Tremonti. Nel 2005 l'avanzo primario, il saldo primario della pubblica amministrazione viene lasciato a 4 miliardi e 6, quindi da 65,5 a 4 miliardi e 6, in netta discesa. Tesoretto messo da parte con fatica dal governo precedenti, ma soprattutto dagli italiani, si è assottigliato in modo drammatico. 2006 riprende il governo di centrosinistra con Prodi e Padoa-Schioppa. Nel 2006, già nel 2006, il saldo primario passa da 4 milioni e 6 del 2005 a quasi 4 miliardi e 6 a 20 miliardi in un anno. Certo, avevamo fatto delle misure draconiane, le abbiamo ben pagate con la gente sulle piazze, anche non siamo riusciti, bisogna dircelo, probabilmente a spiegare cosa si stava facendo. Questa è una grossa responsabilità che abbiamo. Nel 2007 questo avanzo primario arriva a quasi 54 miliardi. Quindi l'eredità di questi 2 anni di buon governo, rimettiamo il deficit sotto il rapporto del 3% in soli 2 anni, perché si aveva la veduta lunga, si sapeva che bisognava arrivare velocemente al risanamento, perché i tempi da affrontare non erano un mare calmo. Da 54 miliardi nel 2007 al 2008 siamo già a 38 miliardi scesi, nel 2008 comincia ovviamente l'azione di Tremonti, e siamo nel 2009 a un disavanzo per la prima volta di meno 9 miliardi. Quindi bruciato un tesoretto in 2 anni di poco più di 54 più 9, fate voi, 63 miliardi di avanzo primario bruciati, nonostante la diminuzione di 10 miliardi della spesa per interessi dovuta tra il 2009 e il 2008 alla diminuzione ovviamente dei tassi di interesse anche sul nostro debito pubblico. Allora, il problema è chi guida questo paese ha le competenze per farlo e può parlare di risanamento a ragion veduta. Allora, del risanamento purtroppo loro hanno un'idea un po' confusa, mi permetto di dirlo. Tremonti ce l'ha confusa, lo dimostra questo decennio che abbiamo alle spalle e lo dimostra purtroppo il fatto, che sono partita prima, che la manovra questa ha un ulteriore effetto depressivo sull'economia, per cui il PIL scenderà e ci vogliono dei miracoli veramente straordinari perché la cosa venga corretta. Io spero di sbagliarmi, spero che si sbagli la Corte dei Conti, spero che si sbagli l'Ista, spero che si sbagli anche il governatore della Banca d'Italia, che invece le cose vadano in un altro modo. Chiudo questa parte in cui volevo dare il senso che tutte le cose si giocano in uno scenario più ampio e le responsabilità hanno un nome e un cognome. Per cui, siccome il ghiacciaio comincia a sciogliersi dall'alto e poi scende, è chiaro che noi le misure del ghiacciaio che abbiamo alle spalle le vedremo un po' alla volta scendere anche sul nostro territorio e molto in concreto. Le vedremo soprattutto attraverso il taglio agli enti locali, alle regioni e agli enti locali, perché vedete anche qua i tagli sulla spesa.
I tagli sui ministeri sono tagli solo sulle parti non rimodulabili, che vuol dire che per esempio tutta la spesa per il personale dei ministeri non è toccata. Si tocca solo del 100% della spesa centrale, si tocca il 10%, di cui del 10% si taglia un 10%, solo le frazioni non rimodulabili. Scusate, rimodulabili. Tutto il resto non si taglia. Scusate, ma nei comuni anche noi ce l'abbiamo il personale, nella sanità pure. Scusate, perché noi dobbiamo tagliare il 15% alle regioni su tutto, anche sul non rimodulabile, dove è chiaro che quel 15% diventa il 30 e il 40 sul rimodulabile, perché siccome non posso licenziare taglio più servizi, quindi faccio molto più taglio sul rimodulabile e non tocco il non rimodulabile. Però per me l'importo è tutto da tagliare, il risultato lo devo dare su tutto. Allora una delle proposte che ha fatto il PD era: non si taglia solo il 10% della spesa centrale, si taglia il 100% della spesa centrale, come si taglia agli altri, perché è chiaro che il 10% sul totale della spesa centrale, sul 100%, è molto, come dire, è sostenibile, non è un problema, è sostenibile. Questa misura qui dava delle entrate straordinarie che permettevano di ridurre l'impatto per esempio sugli enti locali e sulle regioni. Io parlo in particolare degli enti locali perché anche qui sarebbero altre cose da dire, ma vi butto due o tre cose e poi bisogna anche che chiudiamo. Allora, la Corte dei Conti, sempre la Corte dei Conti, per qua bisogna trovare chi è oggettivo e credibile, ha dato atto anche quest'anno in sede di esame del consuntivo 2009, giudizio e qualificazione dei conti delle pubbliche amministrazioni, che comuni in misura molto importante, ma anche province e anche in parte le regioni, hanno migliorato, hanno conseguito tutti gli obiettivi che il governo aveva assegnato loro, cioè sono andati oltre gli obiettivi programmatici assegnati e hanno ridotto molto di più il loro indebitamento di quello che era previsto dovessero fare. Paradossalmente, per dire, i comuni non hanno speso di meno di quello che gli era stato imposto di spendere con i tagli e con il patto di stabilità. Per cui questi comparti, addirittura il comparto degli enti locali, i comuni, sono in pareggio da quest'anno, sono in avanzo. Quindi questa manovra, che è una manovra che dovrebbe premiare i virtuosi e punire i non virtuosi, cosa fa? Taglia solo il 10% della spesa delle amministrazioni centrali e taglia le cifre che sono state dette agli enti locali, ma li taglia non agli 8.100 comuni italiani, li taglia a 2.400 comuni italiani. 2.400 comuni italiani che quest'anno hanno come obiettivo un ulteriore miglioramento del saldo che viene dalla manovra del 2008 di 1,8 miliardi che devono spendere di meno. Questo c'è già dalla manovra triennale 2008. A questo si aggiunge il taglio di 1,5 miliardi vivo di trasferimenti, più l'anno dopo il taglio di altri 2,5 miliardi, più gli obiettivi di saldo che comunque permangono, perché una cosa sono i tagli e un'altra cosa sono le possibilità di spesa che hai. Non solo ti tagliano, ma ti riducono anche le possibilità di spesa con le risorse che hai. Anche qua, la manovra è efficace per migliorare la spesa pubblica perché premia gli enti virtuosi? Semplice, basta guardare i numeri. Dei 220 comuni sforatori, la più della metà, il 60%, sta in Veneto e in Lombardia. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona nel patto di stabilità, lo dice anche la Corte dei Conti. Le uniche due province che hanno sforato il patto stanno in Lombardia. Per cui la manovra colpisce, lo dicono tutti gli studi, in particolare gli enti locali del nord e in particolare la fascia di comuni che va dai 10.000 ai 20.000 abitanti e soprattutto gli enti locali che hanno fatto investimenti. Se questo è il criterio per selezionare gli spreconi e i non spreconi e tagliare, chiaramente abbiamo fallito e ci troveremo non solo con una manovra non sufficiente, ma con ulteriori misure da adottare, perché è chiaro che dove le spese sono necessarie, è già accaduto nel passato, in sanità, dove le spese sono necessarie, poi alla fine purtroppo c'è una dinamica della spesa che continua a prescindere dai tagli, ti trovi poi con i debiti che saltano fuori dopo e li vai a coprire a posteriori. Ti trovi col fatto che non riqualifichi mai la spesa, ma che stai deprimendo, deprimendo le nostre amministrazioni locali. Io faccio l'esempio, se un comune, faccio un esempio di una norma folle, tutti i comuni
tutti gli enti locali, a prescindere da quanti dipendenti hanno in rapporto alla popolazione, a prescindere da che tipo di entrata, autonomia finanziaria, tutti devono ridurre la spesa per il personale, secondo una serie di principi e vabbè, ma si aggiunge poi un'altra norma, questa vincolante ancora di più, che dice che ogni 5 persone che cessano dal servizio tu ne puoi assumere una. Allora, se tu hai in qualche comune succede un vigile che se ne va, tu devi aspettare che altri 4 se ne vadano per poter assumere un vigile. È così che riqualifichiamo la spesa pubblica, è così che mettiamo la pubblica amministrazione, quella più vicina ai cittadini, in condizione di rispondere. Questa è una follia assoluta. Questa è una follia assoluta. Altro esempio, ecco, iniquità. Loro hanno parlato dell'iniquità a livello regionale di manovra, io mi permetto di dire di un'iniquità a livello di comparto enti locali. Roma è fuori ancora una volta da queste regole, da questo patto. Ancora una volta ha finanziamenti ulteriori. Sono addirittura esclusi, si è trovato il tempo per escludere in una manovra come questa dal patto di stabilità gli investimenti, alcuni investimenti dei comuni sciolti per mafia. Io non c'ho nulla contro il fatto che facciano una strada, una pista ciclabile in un comune sciolto per mafia, che negli anni passati è stato sciolto per mafia. Ma che criterio è per riqualificare la spesa? Mi ha scritto il sindaco di Marino di Piave, mi pare, mi dice: io sto finendo un'opera pubblica, la devo fermare, devo sospendere il cantiere o devo continuare a farla? Perché non lo posso pagare. Ah, un dato sul lavoro e sull'occupazione, uno dei comparti che è più sofferto, se ne parla anche non tantissimo, è il comparto edilizio. Se non mi ricordo male, il Presidente dell'ANCI ha dato un numero a un'assemblea qualche tempo fa, che il comparto ha perso 20.000 posti di lavoro nel 2009, con l'indotto fanno 50.000 solo in Veneto. Stiamo parlando di numeri importanti. Questo foglietto che vedete me l'ha mandato l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, a cui ho chiesto di fare un'indagine sulla contrazione degli investimenti in opere pubbliche dei nostri comuni del Trevigiano, così parliamo del nostro territorio. Allora, di 58 comuni, perché dei 95 comuni trevigiani, 58 hanno il patto di stabilità. Anche qua, attenzione, le discriminazioni non sono solo tra nord e sud, ma tra nord e nord. Perché il Piemonte, che sta al nord, ve lo ricordo, ha l'11% dei comuni sottoposti al patto. Perché? Perché tutti i piccoli comuni. Esatto. Il Veneto, la Lombardia ne ha il 20-22% sottoposti al patto, il Veneto ne ha il 45% sottoposti al patto, quindi i tagli sono proporzionalmente più alti per noi, non è vero che siamo toccati di meno. Allora, da noi cosa significa? Significa che guardando gli anni, i pagamenti in opere pubbliche di questi 16 enti, che sono abbastanza un campione su 58, succede che a fronte di una media tra il 2005 e il 2008 di questi comuni che aprivano cantieri e pagavano le imprese 45 milioni l'anno, siamo passati prima della manovra, quindi adesso dobbiamo scontare ulteriori effetti restrittivi, a 20 milioni l'anno pagati alle imprese. Questo è chiaramente, plasticamente, un dato che dice come il ghiacciaio che si scioglie, che arriva agli enti locali, arriva alle imprese, arriva alle famiglie, arriva ai lavoratori, arriva ai cittadini sotto forma di minori servizi e di servizi di minore qualità.